Oggi sono ad Alcamo nello studio dei Calandra e Calandra, che è anche la sede della Vocalist Academy, perché siamo qui oltre che per visitare e farvi vedere uno scorcio degli studi davvero molto belli e professionali, perché in virtù della collaborazione di Prima Radio con i Calandra e Calandra abbiamo creato una versione davvero particolare della canzone Bella Ciao, che trasmetteremo in loop per tutto il giorno del 25 aprile. La canzone nasce dai Calandra e Calandra e da Dora Saporita, che è una cantante lirica. Vogliamo sfatare un mito. Bella Ciao non è la canzone dei comunisti, è una canzone intanto che ha fatto conoscere la musica italiana in tutto il mondo, era un inno alla libertà, era un canto popolare delle mondine piemontesi, è una canzone bella che va ascoltata e va trasmessa, e noi di Prima Radio siamo felici di farlo. Lo faremo in loop per tutto il 25 aprile. Questa è una chicca di Prima Radio che nasce dalla mente geniale del nostro editore Salvo Giordano. Quando dite voi, sei pronta tu? Sì, qua. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Ma nasce da una semplice chiamata dell'editore Salvo Giordano alcuni giorni fa, chiedendoci appunto di realizzare una versione di Bella Ciao da poter trasmettere in loop durante il 25 aprile, e quindi ci ha detto se potevamo fare questa collaborazione con Dora Saporita, e noi abbiamo accolto subito la sua richiesta e ci siamo buttati qua un paio d'ore in studio. Abbiamo realizzato questa versione che è uscita, diciamo, di getto, quindi aspettiamo anche l'uscita radiofonica per poter capire se è piaciuta. La versione con la lirica è un valore aggiunto? Sicuramente sì, una voce intanto femminile, poi da soprano, giusto? Ha dato un input in più, un valore aggiunto sicuramente al brano. Allora, è un modo per calare la lirica in una canzone popolarissima. Sì, allora, per quanto riguarda proprio questa canzone, mi rendo conto che il ruolo mio in quanto voce femminile e, tra virgolette, voce lirica, è importante, in quanto la canzone proprio si presta a questo, perché si parla veramente del distacco che avviene tra l'amato e l'amata a causa della guerra, e quindi il disagio che tutto ciò può provocare. Di conseguenza questa sono io che in questo momento cerco di essere la donna di quei tempi, quindi quelle mondine di cui si parla, che saluta il fidanzato, l'amore che sta partendo, che deve andare via. E a proposito di mondine, sfatiamo un mito. Questa non è una canzone dei comunisti come è falsamente indicata. Questa è una canzone dell'Ottocento addirittura, che non parlava assolutamente di partigiani, è stato poi diciamo adottato come canto dei partigiani, ma non era questa sicuramente l'origine della canzone. È un inno alla libertà di tutti. Di tutti, assolutamente. Ma questo ci mancherebbe sicuramente. E poi la musica non ha la musica per me non ha colore politico, neanche religione, per cui specialmente proprio in questo periodo dove, accendendo la TV, si sente parlare ancora di guerra, diciamo che è un inno che dovrebbe essere cantato veramente da tutti gli stati mondiali. A me commuove e ricorda il periodo Covid, perché io durante il Covid un'altra guerra. 10 giorni chiuso in camera e ho seguito La Casa di Carta, che non parla di politica, e la colonna sonora era questa qua in tante versioni. Ma quindi diciamo che attraverso La Casa di Carta c'è stata una grande riscoperta di questo brano anche nel mondo, perché prima, diciamo, era una canzone d'appartenenza, si può dire, italiana,
ma attraverso la Casa di Carta è diventata un inno nel mondo per quanto riguarda la libertà. Volevo dare soltanto un particolare, mi sembra anche interessante per quanto riguarda proprio la parte musicale del brano, che risale anche al periodo proprio russo. Quindi se noi andiamo all'apice di questa situazione riscontriamo una musicalità che ha origini da quella zona, la zona dell'est. Che io saluto particolarmente. Prima radio suona l'inno della libertà, radio solo musica italiana in tutta Italia, perché è la nostra emittente. Però mi sovviene mentre voi cantavate, chissà se questo connubio Saporita e Calandra possa ripetersi in qualche altro brano magari tradizionale, no? Assolutamente. Vedremo. Le collaborazioni fanno solo bene. Noi siamo qua. Lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per